Diciamo che oggi, se non è l'ultimo giorno, poco ci manca e mai come quest'anno la vendemmia è stata, posso dire, così come posso dire, lunghissima. Abbiamo iniziato a fine agosto con varietà come Sauvignon e Pinot Bianco e oggi ci ritroviamo il 3 ottobre a quasi terminare lo schioppettino. Quindi nell'arco di un mese abbiamo potuto raccogliere diverse varietà e il bel tempo di settembre ci ha consentito di poter decidere quali giornate vendemmiare e questo ci ha permesso di poter lavorare tranquillamente. Beh, il caldo come condiziona le persone, indubbiamente anche le piante. Posso dire che a livello di temperatura e anche di mancanza d'acqua, le piante sicuramente e la vite stessa ha sofferto in questo ultimo mese. In effetti molti grappoli, come posso dire, gli acini sono risultati un po' appassiti e quindi abbiamo dovuto un po' selezionare alcuni grappoli e acini proprio per evitare la raccolta di questi acini un po' troppo appassiti. Quindi indubbiamente le condizioni climatiche hanno influenzato notevolmente la vendemmia. Adesso andremo a valutare poi in futuro indubbiamente sulla qualità del vino. Indubbiamente sarà un'annata ricca di zuccheri, di concentrazioni e per il resto andremo a verificarlo. Per quanto riguarda lo schioppettino, l'uva è sanissima. Erano forse 2 anni dal 2008 che non raccoglievamo un'uva così sana. Per quanto riguarda la qualità è difficile oggi essere obiettivi perché lo schioppettino tendenzialmente ama le annate non troppo calde, però io non escludo nessun risultato. Vediamo, indubbiamente. Comunque siamo decisamente fiduciosi perché l'uva è veramente spettacolare. Lo schioppettino è un vitigno autoctono sconosciuto, quindi gran parte dei clienti che vengono a trovarci ci chiedono informazioni, non lo conoscono e quindi oggi più che mai, soprattutto da quando lo schioppettino ha avuto questo riconoscimento come sottozona, schioppettino di Perpotto, c'è molta curiosità, quindi un territorio legato a un vitigno autoctono indubbiamente aiuta noi produttori. È tutto da scoprire perché ritengo che ancora oggi sul mercato ci siano poche bottiglie, però indubbiamente c'è molta curiosità e questo ci fa ben sperare per il futuro. Noi essendo a Prepoto con lo schioppettino posso dire che è il nostro vino in assoluto più trainante, però devo dare atto che nei mercati internazionali facciamo più fatica perché tendenzialmente vedo che continuano a chiederci, non so, lo Chardonnay, il Sauvignon e tutti gli altri vitigni internazionali. Però ripeto che lo schioppettino, soprattutto per noi produttori di Prepotto, è un valore aggiunto in più e ci potrebbe essere un'opportunità in più anche per poi proporre altri vitigni.